Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Donaci Signore un cuore nuovo, che troviamo al numero 128. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine. Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo. Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente il mistero della Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: questo ordinai loro: ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio alla mia parola. Anzi, procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, e invece di rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri.
Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Lode e gloria a te, lode e gloria a te, luce del mattino, lode e gloria a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e bene armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Lode a te. All'inizio della Santa Messa
abbiamo chiesto al Signore grande e misericordioso che quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca il fervore per celebrare santamente la Pasqua del Figlio di Dio. È un invito a non lasciar passare invano il tempo. La liturgia ci dona questo tempo di Quaresima perché ci mettiamo in una strada un po' diversa rispetto a quella che percorriamo comunemente, perché attingiamo con più fervore agli insegnamenti della parola di Dio, perché intensifichiamo il nostro rapporto con Lui, perché testimoniamo con le opere la presenza di Dio nella nostra vita, i frutti della parola ascoltata, i frutti dell'Eucaristia celebrata. Il rischio è quello di vivere sempre allo stesso modo, di lasciar passare il tempo, di non camminare con questa tensione. E allora si rischia davvero di arrivare alla Pasqua con il cuore lontano dal Signore, se non accettiamo di cambiare, rimanendo ancora attaccati ai nostri gusti e alle scelte difformi dal Vangelo. Così è accaduto con il popolo di Israele, come abbiamo sentito nella prima lettura, come ci ha ricordato il profeta Geremia. Essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Di fronte alla grazia della salvezza che il Signore ci dona sempre con abbondanza, con pazienza e longanimità, ciascuno di noi può chiudere il proprio cuore, respingendo in maniera ostinata la parola di Dio, rifiutandosi di camminare sulle vie del Signore. Sempre attuale, quindi, l'invito del salmista: ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore, ascoltate la voce del Signore. Tra le tante voci, le tante suggestioni che arrivano al nostro cuore, alle nostre orecchie, alla nostra mente, ascoltate la voce del Signore. Lasciatevi intenerire il cuore. Imparate a conoscere il suo pensiero, a percorrere i sentieri che Egli vi dona. Neppure i miracoli, quando manca la disponibilità del cuore, riescono a suscitare la fede. È accaduto anche a Gesù, come abbiamo sentito nel brano del Vangelo. Scaccia i demoni e questo suo potere viene riconosciuto. E tuttavia è considerato addirittura complice stesso dei demoni. I suoi contemporanei si rivelano ostinati a non riconoscere che questa vittoria è il segno che è giunto il regno di Dio. La conseguenza di questa ostinazione contro Gesù Cristo porta dispersione, porta distruzione. E ci si ritrova con una vita vuota e dissipata. Invochiamo la presenza dello Spirito Santo dentro di noi, nella Chiesa, perché ci disponga tutti a prepararci a celebrare in maniera rinnovata la Pasqua del Signore, ascoltando la sua voce, lasciandoci toccare nel profondo del nostro cuore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Purificaci, o Signore, dal contagio del male, perché ti sia gradita la nostra offerta. Non permettere che siamo attratti da falsi piaceri, tu che ci chiami a godere della vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Maria Rosa, Paola e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare con essa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Mistero della cena, al numero 58. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti in questo sacramento, fa che la forza della tua salvezza, operante nei santi misteri, trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Nella tua misericordia, guarda, o Signore, il popolo che implora la tua clemenza. Come da te ha ricevuto la vita, così la tua grazia gli doni di ricercare il bene e di attuarlo ogni giorno. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, 172.